Benvenuto in un nuovo video, io sono Alessio Veneziano e oggi ti voglio parlare di come la tua infanzia modifica il tuo carattere, ha modificato il tuo carattere e come appunto la tua personalità si va a collegare con un sistema nervoso ipersensibile che quindi causa dolore cronico o dolori persistenti. Oggi si parla molto di terapie fisiche manuali ma poco degli aspetti, dei fattori psicologici e sociali del dolore che, a quanto mi riguarda, dai miei studi, del mio lavoro che faccio attraverso Neurobalance, la mia attività Veneziano Therapy, posso dirti con certezza che chi soffre di dolori cronici persistenti, ehm, i fattori sociali e psicologici sono molto preponderanti e lavorare su questi fattori ti darà un grande vantaggio rispetto a tutto quello che hai fatto fino ad ora. L'infanzia ha modificato il tuo carattere, la tua personalità, cosa tu oggi sai di te e principalmente per come ti conosci, insomma, per come agisci, per come ti comporti, è principalmente stato influenzato da quando tu eri piccolo o piccola, appunto nell'età dell'infanzia. Ti faccio vedere 4 categorie dell'infanzia, potresti trovarti in una di queste 4 o addirittura in più di una di queste 4, e questo ti rende cosciente che c'è una connessione tra il dolore e come sei stato cresciuto. Queste sono le 4 sottocategorie. Parleremo dell'infanzia, della pentola a pressione, dell'infanzia in cui le chiamo situazioni disfunzionali. Terzo, categoria fuori dal normale. 4, l'infanzia crudele. Andiamo una per una per farti capire di cosa sto parlando e vediamo se ti ritrovi in una di queste. La pentola a pressione è la prima parte, la prima sottocategoria dell'infanzia. Molte persone pensano che ci siano stati dei traumi che hanno creato un sistema nervoso ipersensibile. Per quanto sia vero, non tutti hanno subito dei traumi. Ehm, Infatti, questa categoria non ci sono stati dei traumi nel bambino, eh, in te in questo caso, se vuoi parliamo direttamente in prima persona di te, ma i tuoi genitori o comunque chi ti ha cresciuto è stato molto esigente su di te, a scuola, nello sport. Diciamo che in certe condizioni questo può avere agito nel tuo sistema nervoso come qualcosa da combattere ogni volta con con un nuovo voto ad alti livelli, con una nuova prestazione a livello sportivo che vada a eccellere rispetto a tutti gli altri bambini, o comunque ti sei sentito che la tua persona poteva dare sempre di più, per poi arrivare a un punto in cui ovviamente il sistema nervoso non riesce più nell'età adulta a mantenere gli stessi risultati, si crea molto stress e a questo punto il sistema nervoso va in ipersensibilità. Te la sto facendo molto semplice, però questa è una delle categorie molto comuni, tra cui per quelli che insomma soffrono di dolori cronici. La seconda categoria è quella di situazioni disfunzionali, dove hai avuto un'infanzia, anche questa, difficile, con divorzi, con abusi di alcol e di droghe nella tua famiglia. Ehm, Uno dei tuoi genitori o chi ti ha cresciuto ha per caso o probabilmente abusato di sostanze stupefacenti. Questo fa sì che la tua personalità, il modo in cui cresci, vada a essere influenzato
direttamente da questi avvenimenti. Nell'età adulta, quindi, ti ritrovi nuovamente in un sistema nervoso ipersensibile che cerca di mantenere sicurezza dell'ambiente esterno, ok? Questo ti rende molto iperattivo su quello che sta succedendo attorno a te. Terzo, fuori dal normale. Quindi la terza categoria è quella in cui non ti sei sentito accettato da parenti, familiari o società. Questo potrebbe aver portato appunto a situazioni in cui magari di omosessualità dove non ti sei sentito a tuo agio, non ti sei sentito accettato, bullismo, sei stato costantemente bullizzato per qualche motivo e quindi questo porta un'ipersensibilità, porta una sorta di tensione interna che sviluppa appunto personalità, per esempio il perfezionismo o il people pleaser, nel caso del bullismo, di non fare mai, di fare sempre, di essere sempre in qualche modo attento a cosa succede attorno a te, non sei in una situazione in cui la tua tribù, tra virgolette, tribù, ti accetta. Nell'antichità, comunque a migliaia di anni fa, il nostro DNA, i nostri antenati erano, diciamo, vivevano nelle tribù, quindi non avevano molta paura del fatto di essere fuori, di essere stati in qualche modo esclusi dalla cerchia in cui vivevano. Questo faceva sì appunto di perdere addirittura la vita, era una questione di vita o di morte. Oggi questo ovviamente non accade, non viviamo, o la maggior parte di noi non vive nelle tribù, ma psicologicamente ci sentiamo esclusi attraverso appunto degli atteggiamenti che potrebbero essere stati presi da quando eravamo piccoli, insomma, nell'età dell'infanzia. L'ultimo blocco, l'ultimo sottogruppo dell'infanzia è quella dell'infanzia crudele, chiamata appunto perché ci sono stati degli abusi fisici o sessuali. Non sto qui a spiegare veramente il perché questo porta a un sistema nervoso ipersensibile, potresti direttamente capirlo da te. Il sistema nervoso cerca in vari modi di eh, non far ricreare quella situazione di nuovo nella tua vita, oppure riporta memorie inconsce dentro il tuo sistema nervoso che potrebbero essere anche paure o sensi di colpa che nel lungo periodo portano a un incremento di un'energia, di una tensione interna che si sviluppa quindi potrebbe svilupparsi anche in dolori cronici. In questo caso ti raccomando un percorso psicoterapeutico che vada direttamente a processare delle tensioni inconsce o comunque delle memorie che sono state offuscate per proteggerti, ma che necessitano di venire a galla una volta per tutte, accettarle e in qualche senso appunto andare oltre a quello che c'è stato, ok? Qua va oltre questa parte, oltre la mia professione, se stai guardando questo video, probabilmente è perché soffri di dolori cronici e se ti ritrovi in questa quarta categoria potrei dare un consiglio, un invito di continuare il percorso di Neurobalance con Veneziano Therapy, la mia attività, ma anche avere un supporto accanto che è uno psicoterapista o un professionista appunto della salute mentale. Questa lezione è una parte che ho inserito nel mio corso, si chiama Neurobalance per coloro che vogliono risolvere problematiche croniche direttamente dall'interno, andando direttamente alla causa
del dolore. Questa è una parte teorica del corso Neurobalance che si affianca a una parte pratica di mindfulness, scrittura espressiva, tapping meditation e diverse altre tecniche che offro a chi è entrato nel percorso di Neurobalance. Tra l'altro trovi il link in descrizione per accedere direttamente al percorso completo che puoi fare direttamente a tuo passo, a step by step, dall'inizio alla fine. Appunto, nella prossima lezione, per chi è entrato già in Neurobalance, parleremo di personalità di tipo T come tensione, people pleasing, perfezionismo. Queste sono due delle principali caratteristiche di personalità di tipo T. Non vuol dire che devi cambiare personalità, vuol dire essere coscienti di come agiamo, di come ci comportiamo nella vita di tutti i giorni, che crea appunto stress che non ci serve più, che potremmo modificare, quindi la nostra reazione allo stress potrebbe essere modificata portando i nostri sintomi sempre più bassi, sempre diciamo con meno intensità e meno frequenza. Parleremo appunto questo nella prossima puntata. Per adesso è tutto, se hai delle domande scrivimi nei commenti, se vuoi entrare dentro Neurobalance basta cliccare in uno dei link che trovi qui in basso. Sono veramente contento e ti ringrazio che hai visto questo video, mettimi un mi piace o iscriviti al canale per le prossime puntate, ok? Ciao e alla prossima.